Interessante iniziativa oggi qui al Liceo Classico Empedocle nell'ambito degli incontri con l'autore, con Simona Lojacono. Ecco, diciamo quanto sono importanti anche questi momenti di confronto per la didattica degli alunni. Sì, importantissimi assolutamente, intanto perché questo ci consente di ritornare alla normalità per quanto possibile con la nostra routine che è fatta di questi momenti che intervallano i momenti didattici, li arricchiscono e li completano. E poi perché stiamo incontrando un'autrice assolutamente d'eccezione, un magistrato che porta la sua esperienza personale, lavorativa, umana e relazionale a questa scuola. Tra l'altro la storia della Ciccone, che parte da Noto, siciliana, nel 1891, è una storia diciamo bella, importante anche per i ragazzi che gli danno magari quella spinta, quel punto di riferimento che già nel secolo scorso diciamo, andava avanti. Sì, assolutamente. Intanto si tratta di una donna e come sapete il Ministero della Pubblica Istruzione incoraggia le STEM, cioè tutte quelle discipline scientifiche in particolar modo correlate alle donne. Pertanto il liceo classico non poteva lasciarsi sfuggire questa opportunità di studiare, riconoscere e valorizzare una donna, una fisica delle nostre zone, della nostra terra. Ecco, avete in programma altre iniziative in questa direzione, Preside? Sì, assolutamente, faremo altri incontri sempre nella valorizzazione delle donne del nostro territorio, in particolare in vista della celebrazione che riguarderà l'8 marzo, appunto la ricorrenza delle donne, faremo un incontro che valorizzerà queste figure con il dottor Paolo Cilona. Siamo sempre pronti ad accogliere le istanze del territorio e a nostra volta promuoverle. Tra l'altro ho sentito che ci sarà una gara fra gli studenti, di come si snoda? Sì, quest'anno diciamo, il progetto lettura ha voluto anche giocare sulla gara studenti del ginnasio versus studenti del liceo. La tematica ovviamente è la tematica del libro che i nostri studenti hanno letto con molto piacere e i nostri giurati saranno costituiti appunto in particolar modo da una giuria fatta dall'autrice stessa del libro, quindi proprio una giuria d'eccezione. Oggi incontro con l'autore qui al Liceo Classico con la scrittrice Simona Lojacono, un libro sicuramente di grandissima valenza culturale, importante perché parla della storia di Anna Maria Ciccone, una donna del 1891 di Noto, che fu una delle poche che insegnò e andò diciamo, alla Normale di Pisa, un evento sicuramente importante. Ecco, quanto è attuale oggi? Beh, è una figura di donna molto attuale perché in qualche modo riesce a scardinare le difficoltà che la contornano, quindi è un esempio non soltanto di tenacia ma anche di capacità di credere nei propri sogni, nei propri ideali, ed è una cosa della quale i ragazzi hanno tanta necessità in questi tempi, saper credere nelle proprie vocazioni e metterle a servizio degli altri. Quindi è una figura che in qualche modo ci può accarezzare, accompagnare, come ha fatto con me, in questi tempi un po' difficili in cui si ha bisogno di un po' di luce, di un barlume di speranza. Com'è stata la ricerca di questa donna? Ecco, una storia particolare, come si è approcciata lei a raccontare questo evento? E allora la storia è stata scoperta da me assolutamente per caso e la prima cosa che mi ha colpita è stata proprio il fatto che il personaggio, nonostante avesse una rilevanza a livello accademico molto alta, perché è una delle fondatrici della moderna fisica quantistica, in realtà poi non era per nulla conosciuta, tant'è che nel cercare le fonti e nel ricostruire la bibliografia io ho avuto tante difficoltà. Poi piano piano, attraverso ricerche d'archivio, accedendo alla biblioteca di Noto, alla biblioteca della Normale di Pisa, sono riuscita a ricostruire il quadro generale, insomma, e le date fondamentali del suo percorso strettamente accademico. Invece tutto ciò che riguarda nel romanzo la sua vita interiore, sentimentale, le sue evoluzioni di natura spirituale è affidato alla fantasia. Tra l'altro il contesto è anche particolare in cui vive la signora e si svolge la storia.
perché lei in effetti attraversa ben 2 guerre mondiali e inoltre si muove in un contesto accademico e scientifico molto caldo. Sono gli anni in cui imperversa la teoria della relatività generale di Einstein e il mondo accademico è diviso a metà. Lei si inserisce nel dibattito dottrinale dell'epoca e in qualche maniera lo arricchisce col proprio sguardo, perché è una specialista nella materia della spettroscopia e quindi aggiunge alla riflessione della relatività di Einstein dei personalissimi apporti in tema di rifrazione della luce, del campo magnetico. Poi collaborerà negli anni 30 con Gerhard Herzberg, che mise insieme il profilo fisico e chimico degli astri e che poi perverrà al premio Nobel negli anni 70. Quindi una donna piena di intuizioni e piena anche di capacità visionaria. Da questo punto di vista possiamo dire che attraversa veramente non solo la storia del Novecento, ma anche la scienza, le scoperte scientifiche del nostro secolo passato.